Studio, il tema dell'infanzia infelice è stato affrontato ieri a Cagliari nel corso di un convegno organizzato da Domus de Luna, fondazione Onlus impegnata da anni nei progetti per la tutela dei minori. Ospite della fondazione lo psichiatra e psicoterapeuta Luigi Cancrini, che ha parlato di adozioni e della difficoltà nel percorso di preparazione dei futuri genitori. All'incontro hanno partecipato anche l'assessore regionale della sanità Simona De Francisci e il direttore generale delle politiche sociali della regione Sardegna Cinzia Laconi. Sentiamo ora il professor Cancrini. Un bambino che viene adottato è sempre un bambino che ha vissuto, io dico, un'infanzia infelice, cioè che si porta appresso dei traumi che si ricollegano poi alla formazione della sua identità e che le famiglie che adottano dovrebbero sapere questo, essere preparate e ragionare sempre sul fatto che l'adozione è un innesto, non è un bambino loro, è un bambino che ha una sua storia che fonde con quella della loro famiglia e che, diciamo, al termine è un individuo complesso a cui loro hanno dato un grande aiuto, che io dico terapeutico.